Buongiorno e bentrovati con il nostro consueto approfondimento del martedì dedicato all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Tema di quest'oggi la cardiologia interventistica. Se c'è un settore in cui le tecnologie hanno fatto passi in avanti vertiginosi è proprio questo che andremo a trattare quest'oggi, e ho il piacere di avere in studio con me il dottor Carlo Cernetti, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia all'ospedale di Treviso e all'ospedale di Castelfranco Veneto. Grazie per l'invito. Buongiorno e ben trovato, dottore. Ricordo ai nostri telespettatori, siamo in diretta, attendiamo quindi le vostre domande, curiosità. 0422 1628 332. Partiamo da questo, dottore. Cosa si intende per cardiologia interventistica? Che differenza c'è con la cardiologia tradizionale, che tutti noi conosciamo? Una domanda molto interessante ed è legata al fatto che la cardiologia nasce all'inizio come una gemmazione della medicina interna, della branca medica. Poi fine degli anni 80, comincia una branca, quella appunto dell'interventistica, che significa che non eravamo più dispensatori solo di pillole, ma anche cominciamo a fare degli interventi che servono ad aiutare la terapia medica. All'inizio, ad esempio, si è cominciati con il trattamento con l'applicazione dei pacemaker, che è stato rivoluzionario negli anni 80, e poi ci si è allargati al trattamento della patologia, soprattutto la più importante è quella dell'infarto miocardico acuto, che fino agli anni 70 non aveva nessuna terapia specifica e adesso invece ha un trattamento molto specifico, invasivo, ma mini invasivo, che ci consente di interrompere l'infarto fatto da noi cardiologi con degli interventi che si associano alla terapia medica. Quindi la cardiologia interventistica è una branca della cardiologia che ha sviluppato delle metodiche che hanno cambiato la storia, la prognosi e il trattamento di patologie importanti quali l'infarto miocardico, le patologie valvolari e le aritmie. Quindi sono molte le patologie che si possono trattare con questa branca? Molte. Infatti noi riusciamo già dalla fase acuta nell'infarto miocardico, ma anche nella fase cronica, ma anche nelle patologie valvolari, ma anche nelle aritmie, a modificare il decorso naturale della malattia, che purtroppo in molta parte dei casi è infausto. Ecco, lei ha parlato dell'infarto miocardico acuto. Quale evoluzione ha permesso di avere questa patologia con l'utilizzo proprio della cardiologia interventistica? Devo dirle che io mi sono laureato nel 93 e è avvenuta una sorta di miracolo, perché quando io ho cominciato a esercitare la mia professione avevamo in mano quasi nulla per il trattamento dell'infarto. Si facevano alcuni farmaci. Ricordo che l'Italia è stata la prima nel mondo a utilizzare dei farmaci per riuscire a stappare l'arteria che occludeva e che non faceva più arrivare sangue al cuore. Poi ecco che è arrivato il vero miracolo, fine degli anni 90, l'applicazione dell'angioplastica, cioè questo intervento di riapertura dell'arteria attraverso un processo meccanico che riconsente di ristabilire un flusso pressoché normale. Lei ci ha portato anche un esempio pratico che possiamo vedere. Questo Prego, è un paziente, leggetelo, molto giovane. In noi maschi soprattutto le malattie cardiovascolari, l'infarto miocardico acuto colpisce i pazienti dai 30 agli 80 anni, nelle donne magari lo esploreremo più tardi, la patologia è molto meno frequente durante l'età fertile, ma siccome poi voi donne vivete altri 40 anni senza il ciclo, ci recuperate e anche lì purtroppo anche voi sviluppate la cardiopatia ischemica, ma in questo caso specifico vedete come un ragazzo giovane di 38 anni è arrivato con un arresto cardiaco. Perché? Perché in alto alla vostra sinistra, nel riquadro A, vedete che c'è un tubo che è completamente occluso, dove c'è la freccia bianca. È questo. E noi, esattamente, quello è il punto in cui non c'è più il passaggio di sangue, quindi tutto il muscolo cardiaco che veniva irrorato da quell'arteria ovviamente rimane completamente privo di sangue e si genera l'infarto. Attraverso la cardiologia interventistica, attraverso un accesso che poi faremo vedere mini-invasivo, che è dal polso della mano di destra o di sinistra, noi riusciamo, come vedete, a portare via il coagulo nella parte centrale della diapositiva e a ripristinare
ultima diapositiva, il riquadro D, a ripristinare un flusso normale. Facendo questo noi interrompiamo il meccanismo dell'infarto, ma soprattutto io vorrei che voi vi ricordaste questo numero che vi do. La mortalità negli anni 80 per l'infarto miocardico acuto e prima era del 30%, significa che se entravano 10 pazienti, purtroppo più di 3 morivano durante il ricovero. Oggi siamo scesi a una mortalità del 3%, quindi su 100 pazienti 3 ancora oggi ne muoiono. C'è stato un abbattimento di 10 volte della mortalità. Nessuna branca della medicina ha ottenuto un risultato così eclatante. Ecco, quello che abbiamo visto nella slide precedente è l'impianto di uno stent. Esattamente. Vediamo anche in questa slide nello specifico in che cosa consiste. Questo è molto importante, perché spesso purtroppo noi medici utilizziamo delle parole che ovviamente per chi non fa il nostro lavoro, cioè di cardiologo interventista o di cardiologo, non ha molto significato. Stent significa semplicemente quella struttura metallica che voi vedete in questa diapositiva, che è fondamentale, perché quando io meccanicamente con il pallone riapro l'arteria purtroppo tende poi a richiudersi. Lo stent è come, per darvi un'idea, quando chi costruisce una galleria crea un sistema di ponteggio che è in grado di mantenere la galleria aperta. Se voi non aveste il ponteggio all'interno, la galleria si chiuderebbe. Bene, lo stent è quello che ci ha garantito di mantenere l'arteria aperta e di mantenere il risultato nel tempo, ed è stata un'altra rivoluzione, è evoluto negli anni. Adesso noi abbiamo degli stent di terza, quarta generazione con delle caratteristiche meccaniche che nascono da uno studio di ingegneria molto particolare. Noi lavoriamo molto con i bioingegneri e sono delle protesi che sono in grado di garantire un risultato nel tempo elevato senza però farsi scoprire dal nostro sistema immunitario, perché il nostro sistema immunitario capisce che c'è un corpo estraneo. In realtà col passare degli anni e con lo sviluppo delle tecnologie queste strutture hanno raggiunto un livello di perfezione davvero molto alto. Nella slide possiamo vedere dimensione reale di uno stent, che insomma è un Bravissimo, po' relativa in base alle dimensioni delle TV dei nostri telespettatori a casa. Diciamo che i diametri sono questi: le arterie coronariche, quindi i tubi che portano sangue al cuore, sono due, cioè la coronaria di sinistra e la coronaria di destra. I diametri sono ovviamente proporzionali alla biometria di un paziente, quindi è chiaro che se sono un uomo alto 1,90 m e peso 95 kg, i diametri sono maggiori, quindi in un uomo normalmente i diametri variano dai 5 ai 3 mm di diametro. La lunghezza può essere dai 10 ai 20 ai 30 mm. In una donna intuitivo, ad esempio, con biometria più piccola, i diametri e le lunghezze sono minori, quindi parliamo di 2,5 mm, 2 mm, 3 mm di diametro. La lunghezza varia in base a quanta malattia io devo coprire all'interno della coronaria. E nella slide successiva riusciamo a vedere proprio le vie di accesso di cui lei poco fa ci parlava. Questo è fondamentale. Come questo stent viene inserito. La vera rivoluzione rispetto alla chirurgia, alla cardiochirurgia, di cui poi parleremo, che rimane una branca della medicina fondamentale, importantissima, ma noi siamo riusciti con la cardiologia interventistica rispetto alla cardiochirurgia a ripristinare il flusso all'interno delle arterie coronariche a paziente sveglio, facendo pochi cc di lidocaina, come quando voi andate dal dentista, solo che invece di farvela nella rima buccale la facciamo, come vedete da questa diapositiva, o in un'arteria del polso, questa che vi indico, oppure in un'arteria della gamba, sull'inguine. Attraverso delle microincisure, parliamo di diametri che vanno dai 2 mm ai 6 mm, 8 mm, noi riusciamo a navigare ovviamente sotto guida radioscopica, utilizziamo i raggi X e, conoscendo l'anatomia, teoricamente un medico dovrebbe saperla, sappiamo ripercorrere il sistema vascolare e andare dove vogliamo andare. Quindi partendo ad esempio da un'arteria del polso finisco dentro al cuore e da lì posso ripristinare e ricostruire esattamente come voglio io, anche perché le apparecchiature oggi a nostra disposizione per la visione delle coronarie hanno raggiunto anche lì una perfezione enorme, riducendo sempre di più la quantità di radiazioni
che sono diciamo negative per il paziente, ma soprattutto per noi operatori, perché noi ci passiamo 8-9 ore al giorno in sala operatoria con i raggi. E questo ci consente con questi mini interventi in realtà di fare una cosa miracolosa, cioè noi riconsegniamo in 3 giorni in un infarto miocardico acuto un flusso normale, il paziente viene dimesso tra la terza e la quinta giornata e torna alla sua vita normale, cioè negli anni 80 l'infarto era peggio che avere un tumore in fase avanzata. Oggi avere un infarto è una cosa grave, ci sono delle ore in cui la prognosi rimane riservata, ma è una patologia che una volta che si è arrivati al termine del percorso consente di riprendere una vita completamente normale. In base a che cosa, dottore? Una curiosità, si sceglie se entrare dal polso o dall'inguine? È una bella domanda quella che lei fa. Noi quando utilizziamo questi strumenti hanno dei diametri diversi. Quindi se dobbiamo usare strumenti con dei diametri più importanti è intuitivo che da un'arteria piccola come la radiale possiamo fare male e allora scegliamo un'arteria che è quella femorale della gamba. Però in cambio, mentre qui qualsiasi complicanza noi possiamo avere un controllo della fuoriuscita di sangue, basta metterci un dito sopra, in un'arteria della gamba il controllo del sanguinamento può essere molto più complesso. Chiaro. Abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Rodolfo. Buongiorno, prego. Io ti volevo chiedere, io ho avuto un infarto nel 2003, mi hanno messo due stent proprio a Treviso ed erano i primi stent medicati. Mi avevano garantiti per 10 anni. E però sono passati 20 e volevo capire se posso stare tranquillo. Bisogna capire se c'è da fare un po' di manutenzione. Sta per scadere la garanzia. Intanto la ringrazio. Grazie mille per la sua telefonata. Il paziente ha detto una cosa importantissima. La prima, dopo 21 anni è vivo, a dimostrazione di quello che le ho appena detto. Mentre in epoca pre-cardiologia interventistica la telefonata al massimo la faceva la moglie. Gli stent, quando noi li applichiamo, se ben applicati come facciamo nei centri della nostra provincia, in realtà hanno una fase, diciamo, in cui può verificarsi un fenomeno che si chiama restenosi, nei primi 6 mesi, 12 mesi. Questo processo è un processo che grazie alle ultime tecnologie è sceso attorno all'1-2%. Quindi il signore appartiene al 98% dei pazienti che una volta applicato lo stent, passata la fase critica di 6 mesi, 12 mesi, non ha più avuto nessuna formazione di ostruzione all'interno dello stent. La terapia medica di accompagnamento e l'adesione alla terapia medica sarà uno degli argomenti che magari affronteremo. Certo. Cioè una volta fatto l'intervento io modifico il mio stile di vita, ma soprattutto assumo con regolarità i farmaci. I pazienti tendono dopo 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, sto bene, ma perché devo mangiare queste 4, 5, 6 pastiglie al giorno? Quelle 4, 5, 6 pastiglie al giorno sono quelle che vi tengono lontani dall'ospedale e che è meglio che ci state lontani. Cioè la terapia medica consolida il risultato che noi otteniamo durante l'intervento acuto. Il tema dell'aderenza terapeutica è un tema cruciale in tante patologie, certo. Fondamentale, cioè noi possiamo ottenere il miglior risultato del mondo se poi lei va a casa. Se il paziente negli anni successivi la sua telefonata è testimonianza della sua aderenza terapeutica, vuol dire che ha rispettato i criteri di tenere il colesterolo basso, la glicemia bassa, la pressione bassa e ha fatto un po' di esercizio fisico. Non ci vuole tantissimo, sono 4 cose. Queste 4 cose però l'hanno tenuto per 21 anni lontano dall'infarto, che è una patologia letale, lo ricordo, cioè di infarto si muore tuttora anche oggi. Certo, abbiamo detto insomma, che la medicina ha fatto tantissimi passi in avanti nella cura dell'infarto. Le chiedo com'è organizzata l'ULSS 2, perché sì, la medicina ha fatto passi in avanti, ma abbiamo una struttura d'eccellenza che è quella dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, che è tra le migliori strutture d'Italia, insomma, secondo un'indagine che è stata portata avanti. Questa è un'ottima occasione, la ringrazio anche per questa domanda molto importante. In realtà questa è un'occasione per ribadire un concetto fondamentale.
che riguarda in particolare noi veneti e in generale noi italiani, ma dopo purtroppo lo sapete ci sono delle differenze molto importanti tra sistemi regionali sanitari e sistemi regionali sanitari. Il Veneto, insieme alla Lombardia, all'Emilia Romagna, alla Toscana, al Trentino Alto Adige, al Friuli, è tra le regioni, anche di recente nell'ultima classifica uscita di quest'anno, è la miglior regione per quel che riguarda il rilascio dei servizi sanitari e per le reti. Non fate confusione tra quando io mi prenoto una visita e a volte dopo la pandemia potete avere delle difficoltà, anche se ci stiamo lavorando molto, ma ricordatevi che voi chiamate il 118 e noi, grazie ad una rete incredibile alla quale ho partecipato, di costruzione all'interno della provincia di Treviso, all'interno della regione Veneto, voi venite prelevati in qualsiasi punto voi vi troviate, il 118 sa già dove portarvi. Ecco, infatti, il sistema di emergenza-urgenza, la rete, no? Se lei fa vedere, se la diapositiva è disponibile, certo. Quella, eccola qui, bravissimo. Ad esempio in provincia di Treviso ci sono 3 ospedali, il Cafoncello di Treviso, il San Giacomo di Castelfranco e l'ospedale di Conegliano. Sono 3 ospedali che svolgono un'attività fondamentale che è quella del trattamento dell'infarto miocardico H24. Vuol dire che da quando il 118 vi prende, vi fa l'elettrocardiogramma e pone la diagnosi che noi confermiamo grazie alla teletrasmissione dell'elettrocardiogramma, noi partiamo, l'ambulanza parte, ma non vi porta più in un ospedale in pronto soccorso, vi porta dove c'è un'equipe allertata che è pronta a eseguire quell'intervento che vi ho fatto vedere prima. Questa catena qui, la tecnologia associata alla riduzione dei tempi, perché se quell'intervento che vi ho fatto vedere prima non lo faccio entro 3 ore, entro 4 ore, entro 5 ore, non serve più a niente, ovviamente il cuore è morto. Funziona solo se la procedura viene fatta in tempi brevi. Se non ci fosse il sistema di urgenza-emergenza dell'infarto miocardico acuto che è garantito dalla rete 118 di Regione Veneto, i nostri interventi non servirebbero a nulla. C'è uno sforzo enorme organizzativo dietro a queste strutture, quindi l'ho detto anche l'altra sera in un'altra riunione. Attenzione, noi rimaniamo, c'è una mappatura nel mondo dei servizi sanitari. Ricordatevi che queste aree rimangono tra le regioni del mondo con i migliori servizi sanitari, soprattutto per quel che riguarda le reti di urgenza e emergenza e le reti oncologiche. Si può far meglio, sempre, ma sappiate che oggi la nostra popolazione accede a dei servizi che sono unici all'interno delle catene europee dell'urgenza e emergenza. Non sto parlando del confronto col Nord Africa, poveretti, dove di queste cose non sanno neanche di che cosa si stia parlando. Non le date per scontate perché sono servizi fondamentali ai quali ognuno di noi partecipa mettendoci consapevolezza e avendo percezione della fortuna che abbiamo a poterne fruire. Questa è la rete in provincia di Treviso, ma c'è una rete regionale che stiamo vedendo. Se voi osservate, è una mappatura che garantisce a 5 milioni di veneti che si trovino in cima ad una montagna, che si trovino a Caorle, che si trovino ad Asolo, che si trovino in qualsiasi punto, il 118, grazie a questa mappa, sa che quei centri con i puntini in rosso sono tutte emodinamiche allertate con regime di H24 7 giorni su 7 e quindi il paziente in tempi brevi è in grado di arrivare alla terapia meccanica di riperfusione che vi ho fatto vedere poc'anzi. La convivenza tra la tecnologia e questa rete è quella che garantisce una mortalità che è tra le più basse. Vi voglio ricordare che noi veniamo pesati dal Ministero della Salute attraverso i dati di Agenas e ad esempio per la nostra provincia di Treviso ci pongono per quel che riguarda la mortalità delle malattie cardiovascolari tra le migliori strutture che ci sono nel nostro paese. Anche perché lei lo ha detto, la tempestività nel riconoscere i sintomi e nell'intervento è fondamentale, il fattore tempo è estremamente significativo. Purtroppo i sintomi a volte sono molto chiari e clamorosi. Lo ricordo, il dolore diciamo più tipico e più frequente
è quello di un peso violento retrosternale con irradiazione alla base del collo, lungo le spalle, alle braccia, fino agli avambracci e alle mani. È un dolore che non avete mai sentito prima, è un dolore gravativo, continuo, che non cambia con gli atti respiratori, che non cambia con il movimento. E quindi, nel dubbio, l'unica cosa che dovete fare, se avvertite un dolore così importante, è quello di chiamare il 118. Poi il 118, quando arriva, è in grado di fare quello che viene chiamato il triage, cioè a categorizzare immediatamente di che cosa si tratti. In base a come ci siamo detti prima, questo consente al 118 di portarvi nel centro di eccellenza più vicino. Quindi di non portarvi in un pronto soccorso dove perdereste tempo perché non c'è una struttura di emodinamica allertata H24. Poi purtroppo ci sono delle forme di radiazione molto più bizzarre. Nelle donne il dolore a volte non è così chiaro. Infatti le stavo per chiedere se i sintomi possono essere differenti tra uomo e donna. Neanche in questo ci dite la verità. A volte sostengo che neanche nell'elettrocardiogramma è difficile farvi dire la verità. L'elettrocardiogramma è lo strumento che noi utilizziamo, è un caposaldo per la diagnosi dell'infarto, assieme al dolore. Il dolore nella donna a volte non è così eclatante come vi ho appena descritto, può essere più una sensazione di nausea, di un dolore più basso a livello dello stomaco, può essere un malessere molto forte, sempre però con un senso di difficoltà nella respirazione, non però legato, ripeto, agli atti respiratori, perché altrimenti le patologie sono diverse. Molto spesso anche nella donna il dolore riconosce le caratteristiche che vi ho detto poco fa. L'importante è che ovviamente non allertiate il pronto soccorso se sento una fitta che dura 2 secondi nel costato, ma se sentite un dolore gravativo, una difficoltà che non avete mai percepito prima, perché quando si occlude un'arteria del cuore ovviamente il sintomo non è che vi è avvenuto altre 5 volte o altre 10 volte nel passato, come quando ci si fa male. Quindi è un dolore che è molto specifico, è anomalo rispetto ai dolori che magari potete aver già percepito in passato. Lei ci ha portato un'altra slide, non so se possiamo mostrarla. Certo. In questo momento parliamo sempre di stent. Era solo dottore, per farvi capire come all'interno del dipartimento che dirigo a Treviso, si chiama il Dipartimento Cardiovascolare, di preciso si chiama Neurocardiovascolare, abbiamo traslato, insieme ovviamente sempre a supporto della chirurgia vascolare, della cardiochirurgia. Quello che voglio dirvi è che noi siamo tra i dipartimenti che lavorano più in armonia, di questo me ne fregio in particolare, essendo io il direttore. C'è un rapporto di armonia e di collaborazione in cui non è un modo di dire, come a volte succede, ma il paziente è veramente il nostro centro di interesse. Quindi non mi interessa a me applicare la mia metodica, perché così non faccio operare il chirurgo. Io applico la metodica che serve di più a quel paziente in quel momento della sua storia di malattia. In questo caso è per farvi vedere come è stata traslata la tecnica dell'angioplastica in molti altri distretti. In questo caso una carotide, ma può essere un'arteria delle gambe, può essere un aneurisma dell'aorta addominale. Il Dipartimento Neurocardiovascolare di Treviso è in grado di affrontare, discutendo i pazienti in quello che noi chiamiamo l'ART team o il vascular team, quindi noi ci sediamo, tutti noi specialisti, di fronte alla patologia del paziente e nella valutazione rischio-beneficio scegliamo qual è il percorso più idoneo. Se è la chirurgia, se è la cardiologia interventistica o la radiologia interventistica o la neuroradiologia interventistica, ovviamente viene scelta la metodica che è più indicata per quel paziente in quel momento. Qui cosa stiamo vedendo, dottore? Questo ad esempio è un caso di trattamento di un aneurisma dell'aorta addominale. Sapete che di nuovo, partendo dal cuore, l'aorta è l'arteria principale che nasce dal cuore e poi fa tutto il percorso fino ai piedi, perché non c'è 1 millimetro quadrato del nostro corpo che possa stare senza sangue. Ecco perché, poi ne parleremo, la prevenzione è fondamentale. In questo caso è un aneurisma della parte distale dell'aorta addominale che è stato trattato con un'endoprotesi sempre all'interno del nostro dipartimento. Di questo se ne occupano i colleghi della chirurgia vascolare insieme ai radiologi interventisti
e di nuovo anche qui si fa una valutazione, perché c'è ancora il trattamento attraverso la chirurgia, ogni metodica ha dei rischi e dei benefici. È chiaro che la parte bella del nostro lavoro è scegliere il paziente nel quale quell'intervento è l'ottimale per trattare il suo problema. E questa è la parte bella di lavorare all'interno di un dipartimento e mettere ognuno le proprie competenze a disposizione. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Sì, sono Bonaldo Francesca. Buongiorno, prego signora. Allora, io ho appena fatto una visita sportiva e mi hanno trovato praticamente, forse a causa anche di una pressione alta, le pareti del cuore ispessite. un po' spesse. Beh, ecco. Io adesso mi sono preoccupata, volevo capire, che forte. Non ho mai avuto problemi. E non ne avrà. Signora... Grazie per la sua telefonata, vediamo di dare un'indicazione, dottore. Beh, la cosa che ha detto la signora è molto importante. Spesso durante delle visite che vengono fatte per accertamenti, nel caso citato dalla signora, oggi per fare attività fisica c'è bisogno di un certificato per cui si fanno degli accertamenti, l'elettrocardiogramma, l'ecografia del cuore, e questi sono in grado di rilevare alcune anomalie che il paziente non percepisce. E lì però è il problema, perché è un iceberg, è qualcosa che lavora nel silenzio. Il giorno in cui si manifesta i buoi sono un po' scappati. La signora in realtà ha trovato, è in ottima forma, ha chiesto di fare dello sport, lo potrà fare, per fortuna è stato trovato che c'è questo aumento delle pareti. Nella stragrande maggioranza dei casi sono delle forme di ipertensione arteriosa, cioè la pressione sanguigna sale, il cuore per difendersi aumenta un po' gli spessori. La cura è molto banale, curare la propria pressione. Quindi se ci si cura la pressione, si tengono i valori della pressione, ve li ricordo, la pressione che viene indicata e auspicata è la pressione massima, che noi chiamiamo la sistolica, tra 120 e 135 mm di mercurio, la pressione diastolica, cioè la minima, tra 70 e 85 mm di mercurio. Il che non vuol dire che se una volta la trovo a 150-90 muoio, è la media che conta. Se io me la misuro 1 o 2 volte al mese, nei vari mesi, vedo che di solito sto dentro i valori che vi ho appena detto. Vuol dire che la terapia che sto assumendo è efficace. Se vado fuori, se i miei valori sono spesso fuori, si rischia quello che la signora ha appena detto, cioè che gli spessori della parete cardiaca possono aumentare, ma basta prendere la terapia, riabbassare la pressione e il cuore torna alle sue dimensioni normali. Velocissimamente, prima di andare in pubblicità, giusto per concludere il tema, in questa slide che cosa possiamo vedere, dottore? Anche questa mattina, prima di venire qui in trasmissione, ho utilizzato questo device che si chiama Amplazer. Questi sono dei dischi che vanno a chiudere dei difetti congeniti. Alcuni di noi nell'embriogenesi, cioè quando il feto si sviluppa all'interno del ventre materno, hanno delle piccole imperfezioni. Tra queste piccole imperfezioni ci sono dei buchi che rimangono e che mettono in comunicazione parti del cuore che invece dovrebbero essere sempimentate da una parete arteriosa. Un tempo l'unica soluzione per questi difetti era solo la cardiochirurgia a cuore aperto, adesso noi sempre a paziente sveglio, sempre utilizzando le vie che vi ho fatto vedere prima, le vie venose periferiche, applichiamo questa protesi, si fa un giorno di degenza, il paziente non capisce neanche bene cosa gli abbiamo fatto, ma gli chiudiamo questi difetti che consentono al cuore di tornare a un regime di lavoro ottimale. Chiaro, insomma abbiamo capito che le tecnologie stanno davvero rivoluzionando, sono molte e stanno rivoluzionando tanti settori. Noi ci fermiamo allora, come detto, per una brevissima pausa di pubblicità, un paio di minuti e poi torniamo ancora in diretta. Tra poco rimanete con noi. Grazie. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta, parliamo di cardiologia interventistica. Una prima parte l'abbiamo voluta dedicare proprio alle evoluzioni, insomma alle tecnologie che hanno permesso di avere un decorso migliore nell'infarto miocardico acuto. Dottor Cernetti, le chiedo insomma quali invece evoluzioni ci sono state nel campo delle patologie delle valvole cardiache grazie appunto all'avvento della cardiologia interventistica. Questo è un altro grandissimo capitolo, la ringrazio per questa domanda, perché per anni noi eravamo, mi passi la parola,
ed era già un miracolo, confinati al concetto che vi ho detto fino adesso delle rivascolarizzazioni, cioè riportare sangue attraverso le metodiche mini-invasive di allargamento e posizionamento dello stent in vari distretti, dal cuore agli altri organi. Poi, con l'evoluzione della tecnica, qua va detto, è stata l'angioplastica se l'ha inventata un tedesco svizzero, questa della valvola se l'ha inventata un genio francese, Alain Cribier, che pensò che per tutti i pazienti nei quali non era possibile un trattamento con la chirurgia tradizionale, doveva esserci un trattamento alternativo. E inventò questa cosa di poter posizionare una valvola nuova sopra la valvola vecchia, utilizzando lo stesso concetto che vi ho fatto vedere di ripercorrere i nostri vasi sanguigni. Noi riusciamo a fare questo intervento. Ci sono altri interventi che riguardano altre due valvole, una è la valvola mitralica, l'altra è la valvola tricuspide, per i quali abbiamo delle tecnologie importanti, ma per queste due patologie, cioè per la valvola mitralica e la valvola tricuspide, la capacità terapeutica che a tutt'oggi ha la cardiochirurgia non è ancora assimilabile alle possibilità che noi abbiamo in interventistica. Per quel che riguarda invece la patologia più diffusa nei pazienti ultra 75 anni, che si chiama stenosi valvolare aortica, oggi le linee guida europee alle quali noi ci atteniamo indicano che nel paziente ultra 75enne il trattamento della stenosi avviene non più con un intervento cardiochirurgico, ma avviene con un intervento di tipo interventistico, che tra poco vi farò vedere, che prevede un intervento sempre a paziente sveglio, non c'è intubazione, non c'è nessuna ferita del torace. Sono interventi che, ve lo ripeto, tutti quelli che vi ho citato hanno una loro pericolosità. Non vi dimenticate che noi comunque entriamo nel sistema cardiovascolare, comunque entriamo in pazienti che hanno una storia, hanno un'età importante, per cui i processi di invecchiamento hanno modificato le strutture, ma nella stragrande maggioranza dei casi riusciamo a portare a casa un risultato straordinario, che è quello di far rifunzionare la valvola aortica, che è la più importante, perché è quella attraverso cui passa il sangue per tutto il corpo. E tra poco lo andiamo proprio a vedere. Prima diamo spazio a una telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Mario Sartori da Castel di Codigo. Buongiorno, prego, ci dica. Volevo dirle che io mi hanno trovato nel basso ventre un neurisma sulla vena aorta, no? Questo intervento lo fanno a Treviso oppure... Certo. La ringrazio. Ok, le rispondo. La ringrazio. Grazie a lei. Perché mi controllo ogni 6 mesi, no? A Castelfranco. A Castelfranco, sì. Adesso se lei mi ascolta le dico tutto. Grazie per la sua telefonata, grazie. dottore, prego. Grazie mille. Quello che ho fatto vedere in una delle slide precedenti, che era il trattamento dell'aneurisma dell'aorta addominale. Il signore ha una dilatazione della aorta addominale, certo, che consiste in una perdita di capacità della parete aortica esattamente, secondo me ci manca poco, che così lo facciamo vedere. Eccolo qua, esattamente questa. L'aorta, dilatandosi, porta ad un rischio: se si dilata troppo si rompe, se si rompe il gioco è finito. Come vi avevo accennato prima, ci sono due tipi di trattamento: quello con chirurgia vascolare, quindi attraverso la chirurgia i colleghi chirurghi asportano l'aneurisma e riescono a ricostruire esattamente quella dilatazione. Invece alla vostra destra c'è il trattamento con un'endoprotesi. Questo lo fanno sia i chirurghi vascolari che in collaborazione con i colleghi della radiologia interventistica, ed escludono, si infila un calzone all'interno dell'aorta che esclude quella dilatazione. Per rispondere al paziente, il paziente è in follow-up presso l'angiologia di Castelfranco, che provvede a far diagnosi e a tenere in follow-up. Lui non deve preoccuparsi di nulla, perché quando i pazienti vengono tenuti in follow-up sarà cura poi dei colleghi presentare il caso
in quei famosi team di cui vi parlavo, in cui siamo presenti gli interventisti, i radiologi, i chirurghi, i cardiochirurghi, e si troverà per questo signore il trattamento più idoneo. Gli interventi vengono fatti a Treviso, ma vengono fatti anche a Castelfranco e anche a Conegliano. Corretto che il signore si vada a far controllare ogni 6 mesi? È molto corretto, perché se l'hanno messo in un follow-up così stretto significa che è stata vista un po' di progressione, e il fatto di vederlo ogni 6 mesi rassicura il paziente, perché viene visto prima da noi, prima che se ne accorga lui. Quindi Chiaro. dico al signor Sartori di stare assolutamente tranquillo. Ecco, vediamo questo video, torniamo a parlare delle valvole aortiche. Lo descriviamo insieme perché è molto interessante. Ecco, Prego, questa dottore. è una valvola aortica normoconformata con 3 cuspidi. Vedete, quel bianco sono le calcificazioni che ne impediscono la normale apertura. Quando avviene questo processo, che in genere avviene appunto con l'invecchiamento, anziché fare l'intervento di chirurgia a cuore aperto, vedete che noi riusciamo con un filo a passare all'interno della strozzatura, poi in genere con un palloncino, che lo vedrete arrivare adesso, che è lo stesso meccanismo dell'angioplastica coronarica, ci apriamo la strada, vedrete adesso il pallone che si gonfia, vedete? Questo crea uno spazio, e a questo punto noi siamo in grado di portare una valvola chiusa, grazie alle tecnologie oggi presenti, straordinarie, che vengono offerte. Vedete che adesso arriverà una struttura che è la valvola, che viaggia chiaramente chiusa all'interno dell'aorta. Quando arriviamo nel punto giusto, quindi sopra la valvola vecchia, noi la gonfiamo, e a questo punto possiamo applicare la valvola nuova, vedete, come uno stent. Adesso la valvola nuova è andata a escludere la valvola vecchia, e in questo momento immediatamente il paziente ha una valvola completamente nuova. Questo garantisce una ripresa di nuovo della vita con pochi giorni di degenza, da 3 a 5 giorni, e soprattutto consente al cuore di riprendere un normale funzionamento, cosa che prima era impossibile, perché il cuore, per superare quell'ostruzione, faceva una fatica enorme, il che vuol dire che il paziente percepiva una mancanza di respiro per ogni minimo sforzo, o che aveva degli svenimenti, o sentiva un dolore che è simile a quello dell'infarto, cioè di oppressione quando camminava. Questa tecnologia, insieme ad altre, ha consentito il trattamento di pazienti che erano semplicemente esclusi, che non potevano accedere alla terapia chirurgica tradizionale, che ancora oggi viene fatta, ma che viene riservata ai pazienti più giovani. Ricordiamo che noi l'abbiamo visto in macro, ma voi lo svolgete in millimetri, no? È ancora dell'incredibile. A Treviso ne facciamo circa 280 di interventi sulla valvola aortica, in collaborazione con la cardiochirurgia, che è diretta dal dottor Minniti. I pazienti vengono tutti visti e discussi, e quelli allocati vengono appunto avviati a questo tipo di intervento. Il paziente in genere entra il giorno prima dell'intervento, fa l'intervento senza, diciamo, anestesia generale, e dopo 48 ore, se è un paziente che ha bisogno di ulteriori assistenze, viene in genere trasferito in un reparto riabilitativo, ma la stragrande maggioranza dei pazienti, a distanza di 48-72 ore dell'intervento, va a casa con una valvola nuova. Anche qui tutto avrei pensato nella mia carriera, tranne che di fare anche queste cose. Queste sono veramente conquiste straordinarie, che la tecnologia applicata è riuscita a concretizzare, i cui costi però, è importante questo, dovete saperlo, hanno dei costi elevatissimi questi interventi. Di nuovo, siamo una popolazione privilegiata che può accedere a questi interventi. Di nuovo ve lo dico, non datelo per scontato. All'interno dell'Europa, non vi sto parlando di nuovo degli Stati Uniti, dove sapete che il sistema sanitario è completamente diverso,
ma anche in altre aree europee, anche in altre aree del nostro paese purtroppo l'accesso a questo tipo di cure è molto contingentato o non è possibile, per non parlare ovviamente dei paesi emergenti dove solo una quota molto piccola della popolazione riesce ad accedere a questi servizi che avvengono solo attraverso sistemi di rimborso che sono molto onerosi. Ha fatto bene a ricordarlo perché spesso insomma è un tema che diamo per scontato e che dimentichiamo. Le chiedo questo, quanto sono diffuse tra la popolazione le patologie delle valvole cardiache, dottore? È un impatto molto importante, soprattutto distinguiamo le patologie alla valvola mitralica. Quelle alla valvola mitralica possono colpire anche soggetti molto giovani, uomini e donne. Anche qui ci sono delle condizioni predisponenti, uno molto diffuso, ma non è che vuol dire che chi ce l'ha deve andare in intervento, quello di cui si parlava, il prolasso mitralico. Il prolasso mitralico nella stragrande maggioranza dei casi decorre, tenuto ovviamente sotto controllo, asintomatico per tutta la vita. Una quota di circa l'1-2% di chi ha un prolasso mitralico invece purtroppo deteriora. Ecco il buon senso di fare dei controlli, pochi, non devi farne 5 all'anno. Prolassi mitralici che hanno un'insufficienza lieve o lieve moderata, quando fanno un controllo ogni 1 o 2 anni è più che sufficiente. L'importante è non farne uno ogni 10 anni. Purtroppo noi nella popolazione osserviamo chi è maniacale e viene ogni 3 mesi che non serve a niente, oppure chi non si fa più vedere dopo 5 anni. Ecco, come sempre, in medio stat virtus, cioè uno dovrebbe avere un po' di buon senso, ogni 1 o 2 anni controllarlo. Nella patologia valvolare mitralica, ricordo anche qui che il dipartimento che guido ha al suo interno la cardiochirurgia guidata dal dottor Minniti, che ha una tradizione nel trattamento della patologia valvolare mitralica che è storia, che è parte della cardiochirurgia fondata dal professor Valfrè, che ha sviluppato una proprio tecnica dedicata a questa patologia che ha fatto storia in Europa. Quindi di nuovo centri di eccellenza, capacità di trattare i pazienti nel momento giusto, perché anche lì noi poi siamo noi cardiologi che ci facciamo carico di seguire i pazienti e insieme con i nostri colleghi cardiochirurghi, quando è il momento che vediamo che la patologia sta generando un sovraccarico cardiaco, li inviamo per la correzione della patologia valvolare mitralica. L'altro grosso capitolo è quello che abbiamo visto, è quello della stenosi aortica, poi ci sono altri difetti minori che sono molto meno rappresentati. Diciamo che nella popolazione ultra 75 anni la stenosi aortica è quella prevalente, nella popolazione più giovane le patologie della valvola mitralica sono quelle prevalenti. Siamo quasi in chiusura, ma insomma riusciamo a trattare due temi importanti. Abbiamo parlato di tecnologie, di strumenti di nuova generazione, sentiamo parlare tantissimo di intelligenza artificiale che sta un po' interessando tantissimi ambiti della nostra vita. Anche il vostro ambito, come potrebbe cambiarlo in un futuro? Lo sta già cambiando? È bellissimo. Mi permetta solo di chiosare, perché insieme al professor Valfrè, il dottor Zussa fu uno dei fondatori della tecnica di correzione della valvola mitralica. Andò negli Stati Uniti e mise a punto tutte le tecniche che oggi vengono applicate, quindi chapeau, perché scuola, certo. In tutta Europa, vi ripeto, e negli Stati Uniti. Quindi a volte uno pensa che l'America sia in America, ma l'America non è in giro. L'America, noi siamo un paese con delle capacità di inventiva e delle capacità realizzative che raramente sono rappresentate in altri paesi. Chiedo scusa della parentesi. Fatto bene a ricordarlo. Accenniamo solo a questa cosa alla quale ci tengo molto. Tutti noi viaggiamo con telefonini in tasca, tutti noi abbiamo oggi accesso alla rete di internet ovviamente, che ha stravolto il nostro modo di vivere. Ne avrete sentito parlare. È un tema molto delicato, quello delle intelligenze artificiali applicate. Già oggi sono applicate in 1000 modi. Per esempio la cosa più utilizzata, quando voi guardate le foto nel vostro telefonino non vi accorgete. L'intelligenza artificiale ti fa vedere i tuoi ricordi. Perché? Perché studia cosa tu vai a vedere, che cosa ti piace e ti mostra quello che tu vuoi vedere. Nei social network non ne parliamo, anche lì purtroppo i microfoni ascoltano, sentono quello che noi diciamo, le intelligenze artificiali, secondo algoritmi impostati dall'uomo, ti fanno vedere quello che tu vuoi sentire. Questo è l'aspetto brutto.
L'aspetto molto bello è che le intelligenze artificiali in medicina sono straordinarie. Riescono ad avere una capacità analitica che neanche se tu prendi 1000 medici, li chiudi dentro una stanza e li metti a lavorare insieme, riescono a fare in un anno ciò che un'intelligenza artificiale fa in pochi millisecondi. La blocco soltanto un momento, prendiamo questa ultima telefonata, rispondiamo a un telespettatore, una telespettatrice. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego, prego, ci dica pure. Allora, io 2 anni fa circa ho avuto un intervento di 2 bypass all'ospedale di Treviso. Mi sta sentendo? Sì, la sentiamo molto bene. Prego. Ok. Allora, però dopo di questo intervento non sono più stato al 100%, capisce? Ho sempre avuto stanchezza continua e una roba e l'altra. Poi dopo sono andato a fare una visita da uno specialista coneliano e mi ha trovato che il dono osseo non produce abbastanza globuli rossi. Non so se sia per l'intervento, non so neanche io. Ha capito? Sì, se lei ho capito. Una spiegazione. Grazie per la sua telefonata. Proviamo a dare un consiglio brevemente, dottore. Dai brevi dettagli che sono emersi, il paziente aveva evidentemente una patologia, tutte e 3 le arterie del cuore complessa, per cui è stato discusso, come vi dicevo in Artim, con i colleghi cardiochirurghi, ed è stata ritenuta che la soluzione migliore per queste sue ostruzioni al cuore fosse l'applicazione dei bypass, che significa che il cardiochirurgo prende dei tratti delle vostre vene o arterie, li devia saltando l'ostruzione, creando un ponte, bypass significa ponte in inglese, e porta sangue a valle dell'ostruzione. Sembra che a questo sia seguito, ma verosimilmente questa era una patologia preesistente, una patologia del sangue, cioè che il paziente avesse un calo dei globuli rossi che sono fondamentali. È ovvio che il sangue trasporta ossigeno solo se ci sono dei globuli rossi che, grazie a una proteina che si chiama l'emoglobina, è in grado di trasportare l'ossigeno. Se c'è un calo dell'emoglobina, ovviamente, anche se viene fatta una rivascolarizzazione ottimale, se manca lo strumento che trasporta l'ossigeno, il paziente purtroppo ha avuto dei disguidi, ma adesso mi pare di aver capito che con degli ulteriori approfondimenti sta venendo fuori da questo impasse. Certo. Senta, siamo davvero in chiusura, sarebbe bello poter dedicare proprio anche all'intelligenza artificiale un focus a parte, però insomma gli ultimi 2 minuti li vorrei dedicare a cosa possiamo fare noi per prenderci cura del nostro cuore, la prevenzione, no? Ne sentiamo parlare tantissimo, ma le abbiamo riassunte in una questa diapositiva. Guardate, se voi vi tenete in testa questa cosa, che adesso tra poco vi spiego, di noi avete molto ma molto meno bisogno. Ci sono poche regole fondamentali che cambiano l'impatto delle malattie cardiovascolari. Vi ricordo che in tutti i nostri paesi europei le malattie cardiovascolari, compresa l'Italia, rimane la prima causa di decesso, ma ciò che è peggio anche di disabilità. Certo. Ok? Oltre alla morte dovete tenere presente che molti purtroppo continuano a vivere ma con un grado di disabilità associato importante. Poche cose. Avere una dieta sana. Cosa vuol dire dieta sana? Significa che 3 cose dovete tenere in mente: uova e derivati delle uova, latte e derivati del latte, carni rosse e derivati delle carni rosse. Non è che non vanno mangiati, è un problema di frequenza. Se io mi mangio una buona bistecca va benissimo, se la mangio tutti i giorni non va benissimo, se la mangio una volta alla settimana va molto bene. Se io mangio i formaggi derivati del latte, un conto è se io mangio un grana di 36 mesi di stagionatura, lì rimangono le proteine nobili del latte che sono solo che buone per noi e il colesterolo non c'è più. Se io mangio chiaramente formaggi freschi, lì il contenuto di colesterolo è più alto. Anche questi non è che non vanno mangiati, certo che vanno mangiati, si tratta semplicemente di mettere alla base alimentare quella che avete visto che sono
le proteine provenienti dal pesce o le proteine vegetali, vi ricordo tutto il mondo dei legumi che contiene proteine nobili senza che ci sia colesterolo associato, la frutta e la verdura che è fondamentale, tutto l'utilizzo dei cibi integrali, anche questi ovviamente non devono diventare un mantra, la pasta per esempio è un cibo straordinario, noi ci viviamo da migliaia d'anni. Il punto fondamentale è la quantità. Se io mangio 2 etti di pasta è ovvio che non va bene. Se mi faccio 70-80 grammi di pasta col pomodoro, un po' di olio d'oliva vergine e un po' di grana, è uno dei migliori alimenti del mondo. L'altro punto molto importante è l'attività fisica. Cosa vuol dire? Camminare 30 minuti tutti i giorni. Non dovete diventare degli atleti, ma penso che camminare 30-45 minuti sia una cosa alla portata di tutti, un ritmo sonno-veglia conservato. I più giovani devono, anche questo è un problema molto importante che richiederebbe una puntata a parte, il fatto di avere contatto continuo con il telefono sta riducendo la capacità di sonno, soprattutto delle nuove generazioni. Noi abbiamo bisogno di un sonno profondo di almeno 6-8 ore per noi adulti, di 8-10 ore per i più giovani. Punto fondamentale. Le altre le sapete già, l'uso del fumo di sigaretta, ovviamente un consumo moderato dell'alcol e, altro punto molto importante, tenere sotto controllo i parametri che vi ho detto, pressione arteriosa, colesterolo cattivo, zuccheri nel sangue. Quindi un po' di movimento, una dieta adeguata e controllo di questi 3 parametri fanno sì che l'impatto delle vostre malattie cardiovascolari decrementi in modo incredibile. Io a volte dico che noi faremo veramente un altro mestiere o potremo concentrarci ancora di più sulla prevenzione, quindi la prevenzione è uno dei modi migliori per stare lontano da tutte quelle metodiche che vi ho fatto vedere. Poche cose ma fondamentali che dobbiamo tenere presente e spesso ce lo dimentichiamo. Avevamo una scaletta lunghissima, sarà insomma l'occasione per rivederci e trattare tanti argomenti. Chiarissimo, dottore, grazie. Carlo Cernetti, grazie direttore invito, di cardiologia all'ospedale di Treviso e di Castelfranco. Grazie davvero. Grazie ad Alessandro Granziera, Alberto Pivetta in regia. Vi lascio il film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.